Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio parlare un po' di quelle persone che mi contattano dicendo ma la magia funziona, ma la magia è reale, ma la magia può fare qualcosa per il mio caso. Ebbene, voi state parlando con la persona che fino a una certa età, fin quando non ho visto certe cose, è sempre stata un pochettino, come si dice, fredda, un pochettino bloccata. Perché? Perché effettivamente il vostro Marietto, non dico che ero materialista, non dico che ero un po' prevenuto, non dico che mi avevano fatto un po' il lavaggio del cervello, ma in effetti, insomma, avevo dei blocchi mentali. Poi è successo che un giorno ho visto una cosa che credevo che era impossibile, infatti volevo andare al manicomio perché ho detto qua mi devo fare internare. Sono andato a raccontarlo a un medico, la mia fortuna è che quel medico era un massone, no? E quindi conosceva certe situazioni e mi ha detto, caro Marietto, non sei pazzo, quello che hai visto in questo paese è reale. A che sono uscito da quello studio medico e ho pensato che ero sano, però non ho fatto uno più uno e quindi non ho proprio messo fuoco che quello che ho visto era vero e di conseguenza esiste un mondo parallelo che domina questo mondo materiale. Poi chiaramente crescendo il mio karma mi ha riportato nella mia realtà, che è quella dell'eterico, e di conseguenza il vostro Marietto ha fatto il suo cammino. Però bisogna dire una cosa, bisogna dire che alcuni miei committenti o di De Garda hanno contatto magari con altri esoteristi prima, fanno fare dei lavori insomma che non si può definire perché anche se è la concorrenza, molto probabilmente tutti gli operatori del settore lavorano come possono, chi bene, chi meno bene, chi insomma claudicante, però insomma ci mettono tutto. Però cari miei, quando un lavoro nell'eterico è lanciato, se è lanciato chiaramente, certo che se uno dice faccio un lavoro e poi non lo fa, questo è un altro paio di maniche, ma se una persona più o meno ha fatto un lavoro, quando viene fissato nell'eterico, più o meno, a dipendenza della qualità dell'operatore, delle conoscenze, delle competenze e dell'anima, della qualità dell'anima, il lavoro va a segno. Quindi che sia uno un po' deboluccio a lanciarlo o uno forte, alla fine va sempre a segno. Ed è per questo che i libri di magia sono sempre stati tenuti nascosti gelosamente, proprio perché era una materia che fondamentalmente avrebbero potuto utilizzarla in molti, anche in meno addentro, no? Allora, quando mi contattate dicendomi ma quello ho fatto, quello non funziona, non è che non funziona, funzionato, solo che deve poi ricadere sul piano fisico e lì entrano in gioco fattori che neanche magari chi ha commissionato l'operazione sa, cioè magari alcune volte vi vengono a parlare o ci vengono a parlare della mata, del posto di lavoro, non sapendo che ci sono nascoste delle variabili che al momento della commissione del lavoro neanche si conoscevano e che erano già avvenute. Quindi, quando io, ad esempio, io ho rifiutato alcune volte dei lavori, ma anche il De Garda, proprio perché erano già stati fatti da altri nostri concorrenti e quindi non valeva neanche la pena. È come rubare capite, o sparare sulla Croce Rossa, rubare caramelle. Però, quando invece bisogna fare dei lavori seri, quando bisogna intervenire con i sigilli, quando bisogna intervenire con i riti operativi propiziatori, allora lì ve ne potete caricare quanti ne volete, perché è come la Chiesa di Stato che da 1700 anni che mette lì tutta la schiera di anime a caricare questo egregore, o come i social che mettono lì tutte queste persone a caricare la New Age con gli angeli colorati. Capite? Fondamentalmente sono delle prigioni mentali. Quindi, per uscire, per liberarsi
per evadere da questi schemi mentali precostituiti che ci troviamo sul nostro cammino, il vostro marietto veneziano a questo punto qua vi consiglia sì di attivare dei sigilli, anche per prevenire problematiche che non si conoscono, magari processi, brutti processi, oppure divorzi fastidiosi. Mm. Anni fa mi ricordo che c'era una mia committente che mi ha detto: mio marito non sa cosa mi può fare, no? Poi abbiamo creato un bel elementale e abbiamo lavorato in una direzione giusta e adesso questa persona ha una famiglia, insomma, che sta crescendo, sta avendo una nuova famiglia, chiaramente. Sta avendo dei risultati importanti e l'importante però, il segreto è ricordarsi sempre da dove si è partiti, perché quando ci si dimentica da dove si è partiti si rimane col culo per terra. Quindi l'importante nella vita è sempre ricordarsi ogni mattina dove si è partiti per ricordarsi tutti i centimetri che si è guadagnati. Tornando però al discorso dei sigilli, bisogna lavorare con i sigilli di Mosè, perché non è che lo dice il Marietto, cioè lo diceva nel 2010 che i russi ci avrebbero attaccati, che saremmo entrati nella terza guerra mondiale. Adesso anche i talk show incominciano a raccontare questa favola e purtroppo la situazione si aggrava. Quindi anche in quella direzione lì bisogna rinforzarsi con i sigilli di Marte 6 e con i sigilli di Mosè per chi può permettersi. Queste cose qua vanno sempre bene, sono un quattro stagioni sicuro. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima. E mi raccomando, attivate questo circuito per allontanare la povertà di spirito e la vittimizzazione. Grazie e alla prossima, ciao.